Buongiorno, ben ritrovati, buon giovedì, siamo in diretta, tanti gli argomenti che andremo a trattare oggi perché ovviamente parleremo della 95esima adunata nazionale degli alpini che si svolge a Vicenza, domani insomma la partenza di questa grande festa delle penne nere, quindi ci collegheremo con i nostri colleghi che sono già a Vicenza per seguire insomma gli arrivi, ormai molti sono già arrivati delle penne nere. Poi andremo invece a Venezia perché oggi è partito il G7 della giustizia con 7 ministri, c'è preoccupazione per delle manifestazioni, quindi una Venezia completamente blindata dalle forze dell'ordine. Sentiremo i nostri colleghi di Venezia, ma la cronaca ci porta anche a Treviso ed esattamente a Zenson di Piave dove è andato in fiamme un negozio e la vedo già collegata con noi la nostra Francesca Bozza che ci racconta di questo fatto. Francesca, buongiorno. Buongiorno Daniele, buongiorno ai telespettatori, accompagnati dalle campane che scoccano il mezzogiorno. Purtroppo sì, è stata una notte da incubo per i due titolari, marito e moglie di questo mini market, un negozio di alimentari qui a Zenson, a 2 passi dalla piazza centrale, dalla chiesa del paese, per un incendio che ha di fatto, a causa del fumo sprigionato dalle fiamme, causato danni ingenti all'interno del negozio. È stato distrutto praticamente tutto, dai prodotti che erano sugli scaffali fino alle pareti che sono completamente annerite. Insieme a Tommaso Migot mi sposto per mostrarvi i segni proprio lasciati dal fumo e dalle fiamme qui che vedete uscire dalla porta, ora chiusa. I due titolari questa mattina sono venuti qui, hanno fatto un po' di pulizia, hanno fatto un sopralluogo, ma davvero c'è ben poco da salvare. Non hanno evidentemente voglia di parlare, sono profondamente scossi per quanto accaduto. Abbiamo scambiato proprio 2 parole con il titolare che ci ha raccontato che era loro intenzione chiudere l'attività ad agosto e ha detto purtroppo dovremo anticipare questa decisione per un motivo così brutto, per questo incendio che sembra avere una natura elettrica, sembra probabilmente essere stato provocato da un cortocircuito di uno dei frighi all'interno del negozio di alimentari, ma chiaramente ora sono al lavoro i tecnici dei vigili del fuoco per chiarire l'esatta causa di questo incendio. Sono stati gli stessi titolari, è stata la signora questa notte ad essere svegliata e ad aver capito che c'era qualcosa che non andava, aver capito che c'era un incendio e ha immediatamente svegliato il marito e hanno chiamato i vigili del fuoco e fortunatamente le fiamme non hanno raggiunto l'abitazione della coppia che si trova proprio sopra il negozio. Questo è accaduto intorno alle 2:30 della scorsa notte. Qualche ora più tardi, intorno alle 5:30, vigili del fuoco che sono intervenuti qui a Zensono sono intervenuti poi a Cessalto per un principio di incendio in una casa abbandonata che ci racconta il sindaco di Cessalto essere stato in passato un ristorante molto conosciuto. Ora quello stabile è abbandonato e dovrebbe essere abbattuto tra qualche mese perché rientra in un piano di riqualificazione dell'intera area. Ebbene, c'è stato un principio di incendio, all'interno c'erano 4 persone che probabilmente in quella struttura hanno trovato riparo per la notte, può essere che abbiano acceso qualcosa e da lì si sia sprigionato appunto questo principio di incendio, che sarebbero state queste stesse 4 persone poi a spegnere, non sarebbero rimaste gravemente ferite. Insomma, è stata una notte davvero difficile questa nella Marca, sicuramente la situazione più drammatica e più pesante è questa che vi stiamo raccontando qui da Zenson. Solo una nota: poco fa è arrivata una signora, cliente abituale di questo mini market, non sapeva nulla e con gli occhi lucidi ha solamente detto mi dispiace perché io vengo qui quasi tutti i giorni. Da Zenson è tutto. Daniela, io ti ricederei la linea. Grazie davvero a Francesca Bozza. Noi ora ci spostiamo, perché la vedo già nello schermo, ci spostiamo immediatamente a Venezia perché l'abbiamo detto, G7 al via oggi, una città blindata, quella di Venezia, ma ci racconta tutto la nostra Ilaria Marchiori. Ilaria, buongiorno.
Buongiorno a te Daniela, buongiorno ai nostri telespettatori. Stanno iniziando ad arrivare le prime forze dell'ordine per posizionarsi qui alle porte della città. Come vedete ci troviamo nella zona di Piazzale Roma, ci sono già alcune camionette dei carabinieri, come li vedete si stanno posizionando pronti per quello che sarà l'inizio del G7. I ministri della giustizia di Italia, Canada, Giappone, Francia, Germania, Regno Unito e Stati Uniti d'America che prenderà il via ufficialmente questo pomeriggio alle 14:30. Vi facciamo vedere anche, se riusciamo, ecco qui vedete, grazie alle immagini di Simone Merlo, che ci sono agenti posizionati anche di fronte al Tribunale di Venezia. Naturalmente ora ne state vedendo pochi, però mano a mano arriveranno proprio per effettuare tutti i controlli necessari alle porte proprio della città. Si era creata già ieri qualche coda, qualche rallentamento all'inizio del Ponte della Libertà, dove si erano già iniziati ad effettuare dei controlli della polizia sui veicoli in entrata. Questa mattina invece al momento la situazione è ancora tranquilla, però ci si aspetta che comunque entro la prossima ora probabilmente i controlli saranno ovviamente ancora più serrati. Nel frattempo vi ricordo sono state emanate 2 ordinanze da parte della Polizia Locale di Venezia per la gestione del traffico acqueo ma anche di quello pedonale. Vi leggo proprio alcune delle zone. È stata chiusa temporaneamente la zona di Sant'Agostino, San Giacomo dell'Orio, i campi più vicini alla scuola di San Giovanni Evangelista, dove appunto si svolgerà il G7. Centinaia comunque gli agenti di polizia, carabinieri, forze dell'ordine. L'ultimo comitato per l'ordine e la sicurezza si è svolto martedì in prefettura, e ricordiamo che la sessione in programma e tutti i controlli dalle 14 appunto di oggi alle 14 di domani. Alle 17 però è prevista anche una manifestazione di fronte alla stazione di Venezia Santa Lucia di antagonisti, con un concentramento proprio lì in quella zona, quindi ci sarà anche una protesta per contrastare il G7 che si svolgerà in questi due giorni. Ricordiamo quali sono i temi che verranno affrontati, quelli del dibattito mondiale a noi già noti, dalle guerre alla situazione geopolitica internazionale, la cybersicurezza, il narcotraffico, fino comunque alla lotta alla criminalità, ma anche la questione migrazioni. E ricordiamo che per l'Italia a fare gli onori di casa di questo inizio di lavori di G7, che si svolgeranno come detto tra la Scuola Grande di San Giovanni Evangelista e Palazzo Ducale, sarà il ministro italiano della giustizia Carlo Nordio. E domani, al termine di questo incontro, di questi 2 giorni di incontro, terrà proprio una conferenza stampa aperta ovviamente ai giornalisti, e quindi ci renderà noti anche i contenuti di quella che è stata l'agenda di queste 2 giornate. Ricordiamo che poi invece a giugno prossimamente dal 13 al 15 giugno ci sarà invece il vertice dei capi di Stato e di Governo del G7 a presidenza italiana in Puglia, quindi insomma si parte da qui per poi spostarsi anche in altre regioni. Queste le notizie al momento, questo quanto sta accadendo in città. Se non ci sono domande, Daniela, io qui da Venezia restituisco la linea allo studio. No, grazie davvero, grazie Ilaria. Ovviamente qualsiasi notizia in più chiedici pure la linea, noi siamo a disposizione, vediamo insomma come andrà questo G7, sperando che non ci siano insomma incidenti o manifestazioni particolarmente violente, proprio per rendere insomma questi lavori più tranquilli possibile. Quindi grazie davvero a Ilaria Marchiori che sta seguendo per noi questo importante evento. Noi continuiamo con la cronaca da Padova, perché c'è stato un colpo di scena nel processo a carico di un operatore sociosanitario di una RSA padovana che nel 2019 era stato accusato da un ospite di 90 anni di averla molestata sessualmente.
La Cassazione ha annullato la sentenza di condanna emessa dalla Corte d'Appello che aveva condannato un operatore sociosanitario della residenza Parco del Sole a 6 anni e mezzo di reclusione per violenza sessuale aggravata, lesioni personali e minaccia nei confronti di una novantenne ospite della struttura. I fatti sarebbero avvenuti nell'estate del 2019. L'anziana, poco dopo la denuncia, è deceduta alla fine dello stesso anno. La Cassazione ha annullato la sentenza di secondo grado che confermava quella di primo grado perché i legali dell'imputato hanno sottolineato come non siano stati ascoltati alcuni testimoni proposti dalla difesa. Gli avvocati durante il processo in Corte d'Appello hanno contestato anche la veridicità delle accuse mosse dall'anziana. L'OS, quella notte, era intervenuto per cambiarla e lavarla, ma poco dopo la novantenne in lacrime era stata trovata nella stanza di un'amica. Agli infermieri e ai parenti ha detto di essere stata cambiata e poi violentata, una versione confermata anche davanti al giudice durante l'incidente probatorio, ma ora la Cassazione riapre tutti gli scenari. Ed ora parliamo invece della grande festa delle penne nere, la 95esima Adunata Nazionale a Vicenza, e andiamo nel cuore della sala coordinamento della Adunata e lo facciamo insieme alla nostra Luisa Bertini, che la vedo nello schermo. Luisa, buongiorno. Sì, buongiorno a te, buongiorno ai nostri telespettatori. Qui grandi preparativi, ovviamente questa sala coordinamento sarà operativa completamente a partire da oggi pomeriggio. Intanto vi mostriamo tutte le tecnologie che saranno utilizzate in questa 3 giorni di penne nere. Io sono in compagnia di Luca Zanoni, il coordinatore di questa sala operativa. Partirei da qua. Come funziona? Allora, qui abbiamo 5 postazioni radio che fanno capo a altrettante attività che sono sul campo, partendo dal servizio d'ordine nazionale, partendo poi dai varchi che verranno sorvegliati dai volontari e dalle attività dell'antincendio boschivo e dell'antincendio alto rischio, che sono anche questi sul campo. Tutte le informazioni verranno processate qua, alla mia sinistra. In pratica dalla sala radio le informazioni passano al coordinamento, ogni funzione di cui abbiamo parlato adesso viene processata da un volontario che sta, diciamo così, sulla sua funzione e da qui vengono prese le decisioni di come muovere e spostare i volontari dell'ANA, Protezione Civile ANA. La cosa fondamentale di qua è che noi non siamo operativi, nel senso che non prendiamo decisioni sull'ordine pubblico e men che meno sulla viabilità, ma siamo di supporto a chi ci ha chiesto di fare questa cosa qua, le forze dell'ordine. Ecco, e quindi grande operatività anche per quello che riguarderà i varchi, perché io ricordo che la città di Vicenza si appresta ad accogliere circa 400-500 mila persone e sarà suddivisa in zone, quindi zona rossa specie per quello che sarà lo sfilamento della domenica, zona arancione e zona gialla interdette in modo diverso al traffico e al passaggio. Adesso qui abbiamo una piantina giusto per farvi capire la situazione dei varchi. Vediamo i numerini che corrispondono a tutti i varchi di eventuale accesso alle zone gialla, arancione e rossa, che sarà la più critica per domenica. Qui ci sono dei volontari dell'ANA affiancati ovviamente alle forze dell'ordine che daranno informazioni e in base alla gente che deve entrare con i pass che vengono forniti dal comune di Vicenza. Ecco, quindi avete sentito, insomma, dietro le quinte c'è una grande operatività e una grande preparazione e ovviamente da domani inizia la festa ufficialmente. Per il momento restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Luisa Bertini. Noi continuiamo a parlare delle penne nere e andiamo nel Padovano perché già l'adunata nazionale per 5 alpini del gruppo Terme Euganee in marcia da questa mattina alla volta di Vicenza. Per noi Chiara Gaiani e Cristian Rocche Allende erano proprio nella sede a Monterosso proprio al momento della partenza. Vediamolo insieme. Siamo ad Abano Terme, per la precisione a Monterosso, con gli alpini del gruppo Terme Euganee pronti per la grande adunata di Vicenza. Matteo Gollo responsabile, 5 di voi in realtà vanno avanti, fanno proprio a piedi la strada tra Abano e Vicenza. Esatto, ho visto la vicinanza tra Padova e Vicenza, è venuta la bella idea ai miei alpini di partire, di arrivare in adunata camminando. L'alpino è sempre in cammino e questo qua è molto bello perché cementifica ulteriormente il rapporto che c'è tra tutti noi e quindi era una bella
bella cosa da fare visto anche la vicinanza. Ovviamente di primo mattino tutti all'appuntamento con l'alzabandiera, perché inizia oggi per voi la dunata. Ufficialmente con l'alzabandiera è iniziata la nostra dunata e quindi adesso possiamo finalmente partire, loro saranno la nostra vedetta in avanti e dopo noi li raggiungeremo domani a Vicenza. Allora, conosciamoli, chiediamo a tutti di presentarsi velocemente, una specie di capogruppo ci hanno detto, sarà lei? Grazie, il capogruppo, sì, sono Andrea e diciamo ho studiato il percorso per portare tutti quananti a Vicenza sani e salvi. Anche perché camminare a quest'ora per le strade non è proprio semplice. No, facciamo la ciclabile, non ci sarà neanche la macchina, infatti ho studiato i dettagli. Con lei chi ci sarà? Riccardo sono. Ecco, per noi il cappello è tutto in pratica, no? Io gli ho dedicato un posto d'onore nella mia diciamo, biblioteca e quando torno a casa diciamo, gli mando un sorriso. Allora, oltre a Riccardo? Sono Roberto Scarpa e assieme a Claudio, qui posso dire, è stata un'idea che coltiviamo da molti anni. Io ero presidente della sezione fino all'anno scorso, Claudio è ancora vicepresidente vicario e Andrea ci ha aiutato a coronare questo sogno che era un po' che col Covid avevamo messo in stand-by. Dicevamo prima che camminare per me un po' alla Steven Jobs consolida i rapporti. Noi alpini abbiamo bisogno di rapporti umani, siamo bestie da relazione e il Covid ci aveva un po' messo in panchina e queste sono le belle cose che sicuramente alla fine di questo percorso saremo ancora più amici oltre che fratelli alpini. Finalmente a Vicenza, vicepresidente. Sì, finalmente arriviamo a Vicenza e coroniamo questa idea come diceva Roberto e avanti sempre. E l'ultimo Dulcis in fundo? Gilberto, ho 73 anni, per cui insomma mi hanno detto che sono il più vecchio, me la porto dietro e così. È bello stare in gruppo, per cui divertiamoci, andiamo a Vicenza. Allora chiediamo ad Andrea, torniamo, quale sarà il dettaglio di questo percorso? Che tipo di ciclabili ha trovato per raggiungere Vicenza? Quanti chilometri sono? Allora, quello che accomuna Padova e Vicenza è il Bacchiglione e noi lo seguiremo appunto sulla ciclabile, faremo una pausa intermedia a Longare dove dormiremo questa notte e l'indomani ci svegliamo e facciamo gli ultimi 10 km e arriveremo a Vicenza. A che ora? Mattinata, penso prima di mezzogiorno comunque. Bene, siamo quindi alla vigilia proprio dell'inizio, sarete nel cuore della durata, poi dove vi troviamo, dove sarete alloggiati quando arriverete, il grosso, in quanti sarete a Vicenza? Siamo ospitati in una parrocchia vicino allo Stadio Menti, quindi siamo proprio in centro a Vicenza, grosso modo conteremo su 30 alpini e una bella forza anche quest'anno che quindi il gruppo Terme Euganee è ben rappresentato in adunata. Ecco, io sto facendo vari momenti di incontro con alpini in partenza e chiedo sempre a tutti, giusto perché diamo anche l'appuntamento da casa, durante lo sfilamento a che ora è previsto la vostra partenza? La nostra partenza, Claudio? Dopo le 17 sicuro. Dopo ogni adunata è un po' un'avventura perché quella è l'ora teorica, dopodiché vediamo a che ora. Naturalmente più tardi partiamo vuol dire che più alpini ci sono prima di noi, quindi vuol dire che sta andando tutto bene. Benissimo, allora so che poi a Vicenza sarete raggiunti anche dalle autorità, avete sentito in 30 alpini che sfilerete, cosa dire? Vi auguriamo un buon cammino, che per strada vada tutto bene, che ci sia il sole e arrivederci a Vicenza. Salto qua subito. Salta. Primo salto della caena. Salta la caena. Ti fai strappi. Ci vediamo a Vicenza. Insomma, sono partiti con il sole, speriamo davvero che rimanga il sole per tutto il fine settimana per questa bellissima adunata, bellissima festa delle penne nere. Noi quindi torniamo immediatamente a Vicenza perché andiamo alla Fiera di Vicenza, dove lo vedo già sullo schermo il nostro Lucio Zanato, nelle cucine delle penne nere. Lucio, buongiorno. Buongiorno Daniela, buongiorno ai telespettatori di Antena 3. Hai fame Daniela? Perché lo so che a te piacciono i piatti. Guarda che cosa preparano gli alpini per chi lavora per loro, cioè per i volontari, per il servizio d'ordine. Com'è il rancio visto così? Ottimo e abbondante. L'unico problema è che qui, siccome si è di servizio, ci danno solo acqua e non vino. Vabbè. Però noi abbiamo delle scorte nascoste. Ah, ecco. Dalla cena
sento lei da Bergamo? No, Milano. Milano, grazie, benvenuto. Ciao, Benvenuto. Allora, Bruno Crosato, trevigiano il nostro, eccolo qua Bruno Crosato, voi ve lo ricordate, no? I cani, il centro di addestramento, ecco, l'uomo del centro di addestramento, l'uomo che dà la possibilità ai cani di imparare ad essere molecolari e quindi di salvare le vite. Però qui, invece di salvare vite, dai da mangiare alla gente. Bruno, un altro compito. Ecco, qua tu sei a capo di tutta questa macchina, che sembra così, ma quanti passi fa ogni giorno? Abbiamo cominciato martedì da 150 a mezzogiorno e 150 a sera, aumentando sempre di più, arriveremo a 800 sabato, la mattina, sì, mezzogiorno e 900 alla sera. Che poi e dopo anche la colazione? Beh, anche la colazione perché la mattina devono mangiare. Senti, ma quando facevi il militare cosa ti avevamo messo in cucina? No, ero no. Non avevi l'incarico di cucina? No, non ero in carico di cucina, ero semplice volontario, sì, militare alpino. Ma ricordaci quando hai fatto il servizio militare e dove? E ho fatto militare a Venzone subito, all'inizio però ho venuto giù la caserma nel terremoto 76, sono andato a Paluzza dopo. E quindi hai vissuto anche quell'esperienza e questo però ti ha plasmato per la protezione civile, per essere vicino alle persone che sono nei guai, forse per quello che poi hai anche questa attività. Beh, diciamo di sì, io ho sempre fatto volontario, però dal 96 è nata la protezione civile dell'Associazione Nazionale Alpini, mi sono iscritto subito, uno dei primi, e sto portando avanti. Perché lì compito. Nel 76 hai visto cosa voleva dire dare una mano e quanto gli alpini hanno dato una mano? Esattamente, là eravamo tutti nella... Lo so, sì? Lo sappiamo, la storia la racconta. Senti, che soddisfazione c'è vedere tutta questa gente che arriva, mangia, è contenta? No. Perché voi lavorate tanto per fare tutti questi passi. Quanta gente hai sotto di te? Sono 12 persone dietro che lavorano. Perché ci spostiamo? Sì, da mattina alle 6 fino alle 10:30, 11. Allora adesso facciamo venire dalla collina in bocca la Daniela che è in studio e anche tanti telespettatori. Aspetta che ci giriamo nei corridoi, ci vuole così. Allora, di primo oggi cosa hai preparato? Allora, di primo c'è gnocchi, burro e salvia. Di secondo bistecca alla pizzaiola con contorno di verdure, pomodori e salata. Ecco, e purtroppo c'è solo acqua. Acqua, tutte queste persone sono volontari in servizio oggi, questi giorni. E quindi chi è in servizio deve stare perfetto, non c'è niente da fare. Senti, detto questo, riusciamo a vedere un attimo le cucine ancora? Sì. Perché devi sapere, Daniele, che noi abbiamo avuto dalla fiera un permesso speciale per poter entrare, perché questa è tutta una zona off limits. Tra l'altro, diciamo un'altra cosa prima di andare in cucina, che alle nostre spalle, ma è chiuso per cui non lo facciamo vedere, quante brande sono già pronte e quante verranno, perché c'è gente che dormirà qui, giusto? Sì, io da lunedì dormo qui, in questo padiglione, e qua siamo 500 volontari domani sera. Aspetta che ci spostiamo un po' perché... Domani sera siamo 500 volontari, però ci sono anche l'esercito e anche il servizio d'ordine, circa 800 persone qua. Però sugli altri stand ci sono altri 2000 alpini che sono venuti a Vicenza per la donata. Quindi 3.000 in tutto, insomma. 3.000 persone. Ecco, pensa Daniela, qui sono 3.000 persone che vivranno e occuperanno di fatto la fiera di Vicenza, che diventa di fatto, seppur laica, una sorta di caserma, no? Sì, beh, diciamo sì. Ma è vero che poi fate la magna bandiera e date anche il silenzio? Esattamente. Quindi il silenzio, per un po' si torna come fossimo in caserma. Allora andiamo a vedere, se mi dai ancora 2 minuti, Daniela, ecco, grazie. Facciamo passare. C'è una sezione di Treviso, aspetta che salutiamo. Buongiorno e buon lavoro da Treviso. Buongiorno. Il servizio d'ordine dove? In Cittadella. Bene, casomai ci vediamo più tardi nei prossimi giorni. Allora continuiamo a vedere un attimo qui, queste sono le scorte e qui abbiamo le cucine. Senti Bruno, eccoci qua, ci mettiamo qua così noi andiamo in controluce, facciamo vedere alla Nicoletta il materiale e soprattutto le persone. Qui abbiamo lo chef, buongiorno, lei da dove viene? Da Castelfranco Veneto. Da Castelfranco Veneto, quindi radici no? Radici da Castelfranco Veneto. Ma qua non è il momento. Tutto quel passaggio. No, ma voglio dire come menù dei prossimi giorni. Io ho chiesto a Crosato se fate anche il baccalà alla vicentina, visto che siamo vicini. Magari nei sogni sì ci sta, però i costi sono un po' proibitivi visto l'alta qualità che c'è in Veneto del baccalà. Quindi vabbè, insomma il baccalà andremo a mangiarselo ai ristoranti fine produzione, come si dice. A meno che Bruno con i presidenti non si accordi, e allora si fa anche il baccalà. Sì, ma per 800 persone sai il baccalà che devi comprare. Ma no, io direi che basta la voglia e si fa. Vabbè, vediamo. Forza degli alpini e... Magari qualcuno ci sta ascoltando, il baccalà lo forniscono loro, sai che hai visto mai che qualche azienda dice aspetta che
per gli alpini che sono operativi, il baccalà, seppur magari da Treviso, lo forniamo noi. Detto questo, Bruno, allora intanto ti ringraziamo perché questa sera cosa fate? Questa sera abbiamo Matriciana, se non sbaglio, e abbiamo la rista al forno. Insomma, hai capito, Daniela, qua si lavora ma si anche mangia bene. Ci vediamo questa sera per il secondo collegamento. A te, Daniela. Grazie davvero a Lucio Zanato e Nicoletta Rizzetto. Ovviamente finita la prima edizione potremo andare anche noi a Vicenza per assaggiare questi buonissimi piatti delle penne nere, ma rimaniamo a parlare ancora delle penne nere perché non possiamo non andare a Bassano, dove il presidente della Dunata dell'ANA nazionale ha dato il via al grande raduno proprio dal Ponte degli Alpini. Il Ponte Vecchio è vestito a festa, le bandiere tricolore sventolano mentre le vetrine dei negozi sono addobbate di verde, bianco e rosso. Bassano è pronta ad accogliere le penne nere provenienti da tutta Italia, in arrivo a Vicenza per la 95esima adunata nazionale, penne nere che certamente non mancheranno di passare ai piedi del Grappa per un saluto alla capitale degli Alpini. Partire qui stamattina da Bassano e dal Ponte degli Alpini per noi è un momento veramente di grande emozione da un lato e significativo dall'altro. È un momento in cui da un lato si fa memoria e dall'altro si fa condivisione, quindi solidarietà. Bassano abbraccia gli alpini così come ha fatto a febbraio in occasione della cerimonia di consegna del cappello ai giovani allievi del centro addestramento di Aosta. A significare che non sarà solo la dunata della città di Vicenza e della sezione di Vicenza, bensì di un territorio importantissimo, unico e straordinario. Lo testimonia il fatto che saranno fatte gli onori ai caduti e la saluto al tricolore in contemporanea a Saccario e Cimagrappa, al Leiten di Asiago, al Cimone, Tonezza del Cimone, al Pasubio, e sintetizzato il tutto sulla Corona Mozza e l'Ortigara. Questo a significare che il nostro territorio è un territorio unico e pieno di alpinità. Il frutto, il risultato dell'esperienza della precedente cerimonia del cappello qui a Bassano è stata l'immersione in questa città e nell'identità alpina di cui questa città è simbolo, e la conseguenza, il frutto è che ci siamo sentiti davvero a casa qui così, no? È proprio così, gli alpini che arrivano a Bassano si sentono a casa, come queste penne nere in viaggio verso Vicenza, ma la tappa obbligatoria è sul Ponte Vecchio. Da dove arrivate? Da Spilimbergo, provincia di Pordenone. Siamo fermati ad ammirare il nostro ponte e abbiamo trovato il nostro presidente. Bella avventura. Fedeli compagni degli Alpini Le Mule, partite da Bassano a fianco delle penne nere del gruppo di Enego, ieri sono entrati in città nel primo pomeriggio, non curanti della pioggia, destinazione adunata, e noi eravamo con loro per accoglierli. Gli ultimi passi questi di una lunga camminata? Proprio una lunga camminata. Da dove siete partiti? Siamo partiti da Bassano, dal Ponte Vecchio, Ponte degli Alpini, città di Bassano. Com'è andata? Bene, a parte ieri con un acquazzone di... Purtroppo. Ma la pioggia non vi ha fermato? Assolutamente, gli alpini non fermano nessuno. Quanti chilometri avete fatto? Saranno più di 40 chilometri. Una bella tiratina, dai. Che cosa porta a casa da questa passeggiata? Siamo vecchi di mestiere, ogni adunata è nostra. Portiamo a casa una grande soddisfazione perché giochiamo in casa. Vicenza è una città da mare. Questa è la prima camminata che fate da Bassano? Sì, è la prima perché non ci è mai capitata una dunata così vicino, insomma, in tanti anni. E quindi quest'anno abbiamo pensato di partire, insomma, dalla splendida città di Bassano, che è un monumento per gli alpini, e arrivare a Vicenza, insomma. E allora benvenuti a Vicenza. Grazie mille. Ovviamente questa grandissima festa delle penne nere, Antena 3, Rete Veneta, il nostro gruppo, la seguirà passo dopo passo, l'avete già visto i nostri colleghi già sul posto, e la seguiremo proprio per dare la possibilità a tutti di poter assistere a questa adunata, la 95esima adunata delle penne nere.
Ora però torniamo a parlare di cronaca e lo facciamo proprio da Vicenza, perché è stato condannato per rapina nel 2022 in manette un giovane vicentino. In manette un giovane vicentino condannato per una rapina commessa nel 2022. Il 25enne, con accarico precedenti per reati contro il patrimonio e la persona, dopo aver infastidito alcuni clienti di un ristorante del centro in via Roma, si era introdotto in un supermercato vicino, rifiutandosi poi di pagare la merce alla cassa, affrontando fisicamente l'addetto alla sicurezza. Il giovane è stato poi mobilizzato dagli agenti intervenuti e arrestato per i reati di rapina impropria, lesioni e resistenza pubblico ufficiale. Successivamente all'udienza di convalida, il 25enne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, poi aggravata da quella in carcere, terminata nel gennaio del 2023. Il processo si è concluso con la condanna del vicentino, che dovrà scontare il residuo di pena 10 mesi e 21 giorni in carcere. Ed ora andiamo in A4 a Grisignano di Zocco, perché c'è stata un'auto in fiamme nella notte per un guasto, fortunatamente illesi i 2 passeggeri. Era in viaggio sulla A4 in direzione Venezia quando a un certo punto l'auto è andata in fiamme. È successo tutto in pochi minuti. Erano da poco passate le 2 del mattino quando un uomo a bordo della sua Chevrolet, all'altezza dello svincolo di Grisignano e Padova Est, ha notato qualcosa di anomalo nell'auto. Dopo aver accostato lungo la carreggiata è sceso con il passeggero dalla vettura e lì il fuoco. Intervenuti i vigili del fuoco da Padova, che in 2 ore hanno spento le fiamme dell'auto andata completamente bruciata. La cronaca ci porta ora a Padova, perché c'è stato un grave atto vandalico la scorsa notte nel mirino degli attivisti pro-Palestina allo storico complesso del caffè Pedrocchi, che hanno imbrattato la facciata che dà sul listone. Scritte nere su sfondo bianco sulla facciata frontale dello stabilimento del caffè Pedrocchi. Si è risvegliato così il listone, il salotto buono a cielo aperto di Padova, che vede nel Pedrocchi, il caffè senza porte, uno dei suoi simboli più cari e prestigiosi. Nessuna firma del grave vandalismo, ma da settimane in città è in atto una mobilitazione degli attivisti pro-Palestina con flash mob e con alcuni momenti di tensione in occasione della votazione in Senato accademico lo scorso 9 aprile, quando gli studenti avevano chiesto all'Università di Padova di interrompere i rapporti con aziende e istituzioni scientifiche coinvolte nel conflitto in corso a Gaza. La condanna al danneggiamento arriva unanime dalla città, a partire dall'assessore alla cultura Andrea Colasio. Cosa più stupida non potevano farla. Questo devalorizza anche, indipendentemente dalla battaglia che loro stanno facendo, il fatto di aver deturpato un bene culturale così importante e simbolico per la città non fa onore a questi, immagino, ragazzi, ma soprattutto devalorizza anche la loro battaglia. Il comune proprietario dello stabilimento sta incaricando una ditta specializzata in restauri per la pulizia. Il costo si aggira tra i 5 e i 10.000 euro. Nel frattempo la polizia locale sta esaminando le immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza. I responsabili, se individuati, saranno denunciati, promette l'assessore Colasio, che aggiunge: già oggi, tra oggi e domani, abbiamo dato disposizioni ad una ditta di restauri perché la scritta venga fatta sparire. Il dato drammatico è che questi sono degli alieni, chiunque essi siano, giovani, non giovani, sono dei marziani che vengono in una città a deturpare un luogo che ha un valore, tra virgolette, culturale, quasi sacro, come è un luogo importantissimo per noi padovani. Ti fa capire quanto siano estranei ai valori e alla cultura della democrazia. Lo hanno dimostrato con il loro gesto, sono degli alieni. E continuiamo con la cronaca. C'è stato scompiglio all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove un uomo pensava di essere vittima di un complotto satanico, pretendendo una visita. Sono dovute intervenire le forze dell'ordine.
Pretendeva di essere visitato con urgenza dai medici dell'ospedale San Bortolo di Vicenza, lamentando di essere vittima di un complotto satanista. E poi le urla e le minacce. Intervenuta una volante della questura all'interno dell'ospedale, gli agenti hanno cercato di calmare l'uomo di origine serba che a sua volta, dopo aver attivato la telecamera del suo cellulare, ha iniziato a filmare gli agenti, accusandoli di essere emissari delle forze oscure. Vista la difficoltà di comunicazione, l'uomo, sotto un forte stato di confusione e agitazione, è stato visitato da alcuni specialisti che hanno ritenuto di non ricoverarlo né di sottoporlo a particolari interventi sanitari. Soddisfatto della visita, l'uomo si è poi allontanato dall'ospedale. Ed ora un fatto di cronaca che ha coinvolto due giovanissimi e che è avvenuto in provincia di Treviso. Questa notte alle 3 a Sala di Istrana, in via Baracca, una Toyota Yaris con a bordo due giovanissimi, risultata oggetto di furto avvenuto il 7 maggio scorso presso l'abitazione di un'anziana di Morgana, è stata intercettata da una pattuglia di carabinieri della locale stazione che quindi intimavano l'ALT mediante l'utilizzo di segnali acustici e luminosi. Il veicolo si dava tuttavia alla fuga ad alta velocità e dopo circa un paio di chilometri fuoriusciva autonomamente dalla sede stradale riportando danni ingenti. Nell'immediatezza del sinistro gli operanti bloccavano il sedicenne che si trovava al posto di guida, ferito e trasportato all'ospedale di Treviso per le cure del caso. L'altro giovane, anch'esso minorenne, invece è riuscito ad allontanarsi rapidamente a piedi in aperta campagna, venendo bloccato da una pattuglia di carabinieri della compagnia di Montebelluna al termine di tempestive ricerche coordinate dalle centrali operative dell'Arma Territoriale. A seguito dell'episodio, i due ragazzi incensurati sono stati affidati ai rispettivi genitori. Per il duo potrebbe profilarsi conseguenze penali, resistenza pubblica ufficiale, ricettazione, le ipotesi di reato, oltre ad una multa di qualche migliaio di euro per la guida senza patente. Insomma, un fatto davvero preoccupante. L'abbiamo visto, due sedicenni che stavano guidando un'auto, fra l'altro rubata, e sono fuggiti all'ALT dei carabinieri. Ci fermiamo, qualche istante di pubblicità, poi torniamo di nuovo in studio. Siamo tornati nuovamente in studio, continuiamo con la nostra prima edizione. Un mese fa la strage della centrale elettrica di Suviana, oggi il ricordo a Bargi, ieri a Bologna, la commemorazione che ha riunito i familiari delle vittime, tra loro anche il padovano Adriano Scandellari, ingegnere esperto di Enel Green Power. Noi familiari delle vittime del disastro della centrale di Bargi da quasi un mese ci troviamo a vivere situazioni che nessuno aveva previsto e che molti di noi non avevano mai sperimentato sulla propria pelle. Abbiamo nella mente tante domande a cui non troviamo risposta. Le parole sono state pronunciate da Don Leonardo Scandellari, parroco della chiesa di San Prosdocimo a Padova e fratello di Adriano, ingegnere di Ponte San Nicolò e una delle 7 vittime della strage della centrale di Bargi sul lago di Suviana. Don Scandellari ha parlato dal sagrato della Basilica di San Petronio Maggiore a Bologna durante la cerimonia della benedizione della Madonna di San Luca alla città, che quest'anno è stata anche l'occasione per ricordare le vittime dell'ennesima strage sul lavoro avvenuta lo scorso 9 aprile. Non vogliamo dimenticare nemmeno quanti attualmente sono impegnati a far luce su quanto successo e quelli che si sono attivati per assistere le nostre famiglie nelle difficoltà inattese che si sono create, ha continuato Scandellari, ricordando anche i feriti. 2 sono veneti, l'ingegnere di 90 padovana Stefano Bellabona, ricoverato nel reparto grandi ustionati di Padova, e il veneziano Sandro Busetto, ricoverato a Pisa. Oggi alla centrale di Bargi, a un mese dalla strage, si terrà un momento di ricordo dei dipendenti di Enel Green Power. E torniamo a parlare anche invece dell'omicidio che è avvenuto a Jesolo, quello di Roberto Basso. Le indagini continuano serrate, gli inquirenti indagano fra le conoscenze della vittima. Mistero e incertezza avvolgono ancora il tragico omicidio di Roberto Basso, strozzato e colpito più volte alla testa con un oggetto contundente nella sua casa in via Antiche Mura a Jesolo. Le ipotesi sull'accaduto sono molteplici e nessuna pista è esclusa. Gli inquirenti continuano a indagare a tutto campo, esaminando ogni dettaglio e coinvolgendo tutti i possibili attori. I carabinieri in queste ore stanno visionando le telecamere di Piazza Marina. In alcuni frame di una telecamera hanno individuato il tabacchino che usciva dal suo negozio alle 23:50. Sono le ultime immagini che ritraggono l'uomo mentre va a casa.
Il giallo persiste, mentre le indagini rivelano nuovi dettagli, l'uso della scala da parte di un parente e la presenza di una consistente somma di denaro nelle tasche del 64enne sembrerebbero escludere l'ipotesi di una rapina finita male. L'affetto degli amici e dei commercianti per la vittima è palpabile, altri fiori sono stati posati all'ingresso della tabaccheria, così come quello dimostrato verso i familiari, che in questo momento difficile preferiscono rimanere riservati. Il fratello Andrea, circondato dall'affetto dei suoi nipoti, chiuso in casa, preferisce non parlare, così come un altro componente della famiglia. Chi è? Salve, siamo dei giornalisti, è possibile parlare con... Buona giornata. Anche la sorella Francesca preferisce non rilasciare dichiarazioni. Nel frattempo la famiglia di Roberto è al centro dell'attenzione, ma nessuna accusa viene formulata poiché tutto rimane nel campo delle ipotesi. Gli uomini dell'Arma, a diversi componenti della famiglia, hanno sequestrato il telefonino per accertamenti. Non risultano minacce o dissidi, tranne un episodio che vede come protagonista Andrea. Ricordiamo un avvenimento che era successo un po' di tempo fa, era andato un po' in escandescenze nella tabaccheria del povero Roberto, dove aveva rovesciato un po' di carrelli, un po' di oggetti verso la strada, insomma non sarebbe, diciamo, nuovo a questo tipo di fatti. Era piuttosto aggressivo con il fratello, ma per quale motivo? Quello che si dice qui a Jesolo è che fossero state questioni di eredità o comunque di caratteri differenti. In genere quando succedono questi litigi parte sempre tutto dai soldi. L'autopsia programmata per giovedì potrebbe fornire nuove informazioni cruciali per gettare luce su questo enigma. Restiamo in attesa della conferenza stampa della Procura di Venezia, che si spera possa portare chiarezza su questo intricato caso. Ed ora lo vedo sullo schermo il senatore Andrea Martella, segretario regionale del Partito Democratico. Buongiorno. Buongiorno a lei e un saluto a tutti i vostri spettatori. Oggi, senatore, è una giornata importante da non dimenticare, quella della giornata in memoria delle vittime di terrorismo. Sì, è appena terminata qui al Senato una toccante cerimonia alla presenza del Presidente Mattarella e di tutte le più alte cariche dello Stato e del Governo, proprio per ricordare le vittime delle stragi, del terrorismo rosso, del terrorismo nero, che vanno sempre ricordate per costruire una memoria condivisa, fatta di valori e fatta di, vorrei dire, quasi culto della nostra democrazia. E quindi ci sono state testimonianze varie di parenti delle vittime delle stragi e credo che questa storia è una storia che non vada dimenticata, anzi che vada proprio ricordata, e questo è un dovere morale per ciascuno di noi. È una storia che non va dimenticata. Com'è cambiata la società? La società seppe reagire in quegli anni in nome dell'unità del Paese, in nome della difesa delle istituzioni, e seppe uscire da una pagina che fu una pagina sicuramente buia e che rimane ancora oggi piena di misteri che vanno scoperti, perché per costruire la convivenza e la libertà è necessario avere anche la verità. La società è complessivamente migliorata, i rapporti sociali, economici, politici sono andati sviluppandosi e si è usciti da quel clima di terrore che aveva caratterizzato quegli anni, e naturalmente anche oggi non mancano i problemi che magari hanno a che fare con le guerre o le crisi internazionali e che ci pongono di fronte in ogni caso all'esigenza di affrontare sempre il tema della pace, della libertà e della democrazia. Senta, parliamo di un'altra piaga, quella degli infortuni sul lavoro, una piaga che è davvero allarmante, lo sappiamo, se ne parla
tanto, purtroppo però continuano ad esserci troppe vittime sui luoghi di lavoro. Sì, è veramente anche questa, potremmo definirla una strage senza fine alla quale bisogna reagire. Nel nostro Paese non mancano le norme, queste norme vanno rispettate e bisogna evitare tutto un sistema di appalti, subappalti a catena che rischiano di produrre insicurezza. È necessario mettere risorse per fare maggiore prevenzione anche attraverso del personale, degli SPISAL, che possa essere più presente in tanti luoghi di lavoro, in tanti cantieri. È necessario che ci siano quindi più controlli, ma anche maggiore prevenzione e una vera e propria cultura della sicurezza che si deve basare sul fatto che il lavoro deve essere rispettato e non deve essere un lavoro povero, non deve essere un lavoro a rischio, e per questo ci vogliono regole fondamentali che tutti devono rispettare ed è necessario che questo avvenga. Purtroppo anche in Veneto noi abbiamo assistito a una lunga scia di incidenti mortali sul lavoro. Purtroppo anche il Veneto è tra le regioni in cui questo fenomeno è più evidente. Io credo che bisogna reagire, per questo ho proposto di costituire una task force a livello regionale con le istituzioni, rappresentanti delle aziende, delle forze sindacali, degli SPISAL e di tutti gli istituti che se ne occupano, dell'INAIL, per fare in modo che ci sia un patto per il lavoro che metta insieme tutti e che abbia nella sicurezza del lavoro una priorità, perché questa è assolutamente una priorità anche per la nostra regione. Ecco, qualcuno dice insomma nel 2024 si va al lavoro e si muore, oppure si va al lavoro e si rimane feriti e disabili permanenti. Abbiamo visto insomma incidenti gravissimi dove poi una persona è rimasta davvero invalida, cose che non dovrebbero davvero più accadere, eppure continuano ad accadere. Eh sì, come ho detto è qualcosa di inaccettabile, come è stato ricordato da più parti, è un dovere morale reagire, non è più sufficiente l'indignazione o il dolore o la solidarietà, è necessario agire concretamente. Ripeto, le leggi ci sono, bisogna farle rispettare e per farle rispettare ci vogliono risorse umane e finanziarie, ci vuole prevenzione, ci vogliono controlli e deve esserci una cultura del lavoro che è basata sulla sicurezza. E noi non possiamo veramente più accettare che si muoia per andare a lavorare, che non si faccia ritorno a casa o si rimanga coinvolti in incidenti mortali. Purtroppo abbiamo visto quanti episodi ci sono stati anche in Veneto e io penso che da parte nostra debba venire una grande consapevolezza che questa reazione deve essere di tutti e può creare una società migliore, nel nostro caso una regione migliore. Ecco, senatore, io una domanda la farei anche sull'inchiesta del Presidente Totti, corruzione, insomma è un argomento che sta davvero facendo discutere in molti e sta facendo pensare e riflettere. Sì, adesso naturalmente si vedrà qual è l'evoluzione delle indagini. Certo, sono fatti che colpiscono molto e che dimostrano che da quello che fino a qui è emerso che ci fossero comportamenti che non dovrebbero vedere protagonisti amministratori pubblici o amministratori della cosa pubblica. Quindi al di là delle vicende penali che si vedranno, non c'è dubbio che il pubblico, la parte politica, diciamo, in qualche modo agisse fuori dai contesti istituzionali e politici nelle scelte che potevano riguardare una determinata realtà, e questo sicuramente non è accettabile.
Senatore, io per fare anche una cosa un po' più carina, parliamo di valori e quindi domani inizia un evento importante nel Veneto, a Venezia, che è la festa degli alpini, che è molto attesa. Sì, assolutamente, sarà un appuntamento importante come sempre per il Veneto, per gli alpini, e a loro voglio rivolgere il mio saluto e peraltro sarò presente anch'io domenica a Vicenza e ancora di più oggi quei valori che gli alpini incarnano a difesa del nostro territorio, della nostra società, della nostra patria sono importanti perché, come ho detto, viviamo un momento difficile dal punto di vista internazionale e oggi quindi quelle manifestazioni che ci saranno, la donata che ci sarà dovrà servirci per vedere, per far diventare più forte la nostra coesione nazionale, il nostro spirito di appartenenza alla nostra comunità e la nostra volontà di agire in favore della pace, perché gli alpini questi sono sempre stati nella storia del nostro paese e hanno contribuito in tante occasioni a riportare situazioni di pace o hanno avuto sacrifici molto importanti. Quindi io penso che sia questo l'appello che noi dobbiamo fare, che tutto vada bene, che tutto funzioni bene e che i valori comuni legati alla pace e allo spirito nazionale e alla libertà vengano ancora una volta ribaditi. Senatore, un'ultima domanda di un fatto di cronaca che è venuto a Padova, un imbrattamento però grave, perché in un palazzo culturale storico come quello del Caffè Pedrocchi proprio una scritta pro-Palestina, però che in qualche maniera ovviamente deturpa quello che è un palazzo storico e culturale. Sì, naturalmente ogni azione di violenza o lesiva delle persone o degli edifici è da condannare. Si può manifestare la propria opinione, ma bisogna manifestare in termini corretti nell'ambito di quelle che sono le regole della convivenza civile. Naturalmente noi sappiamo che su tutta questa vicenda c'è una grande attenzione e come abbiamo già avuto modo di dire in altre occasioni, tutta la comunità internazionale, l'Europa e il nostro Paese dovrebbero lavorare perché in Medio Oriente, in Palestina, si possa arrivare finalmente al cessate il fuoco, si possa arrivare alla liberazione degli ostaggi e si possa arrivare ad una situazione di pace che possa determinare la convivenza tra due stati come dovrebbe essere nella situazione tra Palestina e Israele. Naturalmente sempre richiamando la condanna più assoluta all'attacco del 7 ottobre scorso fatto da Hamas e che non ha nulla a che fare con il popolo palestinese e con i palestinesi e anche mettendo fortemente in discussione le scelte che sta facendo il governo israeliano, che sono scelte che non hanno a che fare con il popolo israeliano e quindi noi assolutamente dovremmo nel rispetto dei due popoli considerare che è necessario arrivare ad una situazione di pace. Senatore, io la ringrazio davvero per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie senatore, grazie, buon lavoro, grazie. Noi parliamo ora del Terraglio Est perché al via il bando per il secondo stralcio dell'opera da 38 milioni di euro, cantieri aperti nel 2025. Sono 38 milioni. È un intervento che ci eravamo impegnati, non è stato facile perché ci sono stati tanti intoppi, però sono contenta che siamo arrivati alla pubblicazione della gara perché da qui in poi è pura procedura, cioè diciamo che noi dobbiamo solo monitorare lo stato della procedura ma non dobbiamo più fare niente per far sì che l'opera venga fatta
ed è una bella soddisfazione. C'è una data, il 2025, per l'avvio dei lavori del secondo stralcio del Terraglio Est dopo l'inaugurazione nel 2017 del primo tratto, un'opera rimasta fino ad oggi incompleta visto che mancava la copertura economica per il suo completamento. 38 milioni di euro recuperati dai 200 milioni dei fondi per lo sviluppo e la coesione destinati alle infrastrutture. Manca ora solo un ultimo passaggio burocratico dopo che i fondi FSC una decina di giorni fa sono approdati all'ultimo CIPE. Dovremmo aspettare la bollinatura della Corte dei Conti, della delibera del CIPES, però di fatto che cosa ho concordato con Veneto Strade? Di andare avanti con il bando, l'ho autorizzato ad andare avanti con il bando, condizionandolo ovviamente l'aggiudicazione alla delibera della Corte dei Conti. Il Terraglio Est permetterà di collegare il casello autostradale di Preganziolo sulla A4 e la tangenziale di Treviso fino al casello di Silea sulla A27, convogliando qui i mezzi pesanti provenienti dalle aree industriali di Dossone e Casiere, oltre al traffico transitante nell'area dei comuni a sud di Treviso. Dei 3.300 metri di infrastruttura stradale, 1.700 saranno realizzati adeguando il tratto esistente, mentre altri 1.600 su nuovo sedime stradale, fino all'innesto con la tangenziale sud di Treviso. Su questo tratto è prevista la realizzazione di 2 rotatorie, di 2 sottopassi stradali e di un tracciato ciclabile a doppio senso di marcia. Il cantiere rimarrà aperto per 370 giorni. Nel momento in cui noi a fine anno avremo la ditta che si aggiudica l'opera, dovrà fare il progetto esecutivo e di solito ci impiegano 6 mesi e poi si partono con i lavori. Per quello noi abbiamo detto 2025 stando larghi. Un'opera che negli anni ha diviso l'opinione pubblica con le proteste dei comitati da un lato contro la sua realizzazione e dall'altro chi ne chiedeva invece a gran voce il completamento. Credo che tante criticità siano state risolte, ma questa con la condivisione credo che sia una bella risposta a tutto il mondo dei trasporti e comunque al mondo industriale. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio, ora parliamo invece di prevenzione, parliamo di solidarietà, parliamo anche di giovani, di lanciare un appello ai giovani proprio per il tumore al seno, per non sottovalutare mai questa problematica. E la facciamo insieme a Nicola Balesteri, medico senologo che conosciamo già, buongiorno. Buongiorno. E con Isabella Contarin, che è una studentessa. Sì, buongiorno. Buongiorno, che è stata paziente del dottor Balesteri e con lei poi insomma parleremo proprio delle giovani, del fatto che a volte è un problema che si sottovaluta, dottor Balesteri, si pensa a me non accade mai, lo posso fare più avanti, invece la prevenzione è fondamentale. Sì, la prevenzione è fondamentale e purtroppo in questi anni sono passati anche una serie di messaggi sbagliati. Il primo è che nasce dal fatto che generalmente la mammografia noi iniziamo a farla sui 40 anni ed è passato il messaggio che si inizia a fare a 40 anni perché prima non c'è il tumore. Non è niente vero, il tumore della mammella nel sesso femminile colpisce, è il primo tumore in ogni fascia d'età, a 15, 20, 30, 40, è solo che la mammografia è uno strumento che non è utilizzabile prima dei 40 anni perché è legata alla densità mammaria e quindi non è utile, quindi andremo a irradiare pazienti giovani senza portare a casa infiammazione. Che però è passato questo messaggio sbagliato che sembra che non esista il tumore prima dei 40 anni. Tante delle mie giovani pazienti mi hanno insegnato che quando poi hanno sentito il problema è sempre stato molto sminuito perché tanto prima dei 40 anni non sussiste. E quindi oggi l'evento che abbiamo organizzato è l'occasione per iniziare a parlare il linguaggio dei giovani in una location che sia adatta a star bene tutti insieme, come quella che abbiamo organizzato al cantiere, per iniziare a diffondere questa cultura fin dalla giovane età, perché questo ci eviterà tante tragedie che abbiamo visto, come la ragazza di Oderzo che è venuta a mancare dopo la gravidanza, perché sembra che questo problema prima dei 40-45 anni non ci sia. Numericamente è decisamente inferiore rispetto ai 60, ma io dico una ragazza di 20 anni che è diagnosticata tardi è più che sufficiente per spingere il più possibile la cultura della prevenzione anche nel mondo dei giovani. Ecco, dottor Balesteri, a che età si dovrebbe iniziare a fare uno screening, si dovrebbe iniziare a... Allora, in assenza di sintomi io consiglio verso i 30 anni quantomeno di avere una prima visita senologica, poi sarà opera del senologo capire se
è una paziente a rischio che merita di iniziare un controllo, diciamo, periodico, annuale, o se invece è una paziente che può ancora aspettare un po' prima di iniziare in maniera sistematica a fare la prevenzione. Quindi 30 anni è l'occasione, io dico, in assenza di sintomi. In presenza di sintomi, qualunque età, abbiamo l'esempio qua della nostra Isabella che ha avuto una diagnosi che non aveva nemmeno 20 anni e che gli è costata una mastectomia bilaterale. Allora, quello che io dico, non bisogna assolutamente fare allarmismo, però bisogna avere la consapevolezza che è una di quelle cose che vale la pena fin dalla giovane età prendersi cura, come si prende cura di tanti altri aspetti del nostro corpo. In realtà oggi io volevo essere qui più che in veste di medico, in veste di studente, nel senso che tutto quello che stiamo facendo in questo momento, quindi il Breast Team, questi nuovi progetti, li ho imparati da queste ragazze che mi hanno insegnato tante cose, mi hanno insegnato non solo qual è il valore della vita, perché sono vista calare un velo nero davanti a 19 anni, ma soprattutto cosa sono le cose che noi dobbiamo curare perché la vita abbia un senso di essere vissuta. Quindi prenderci cura della femminilità, mi ha insegnato a prenderci cura dell'aspetto anche sessuale di queste donne, di farle star bene, di affiancarle psicologicamente. Quindi Amiche per la Pelle nasce da loro, nel senso che Amiche per la Pelle raccoglie i bisogni delle giovani donne e delle donne, fin dalle giovani donne, di tutte le varie necessità, e il nostro obiettivo è quello non solo di far superare la malattia, ma perché la malattia sia meglio di come era prima della malattia. Io dico, la malattia è una grande occasione, l'occasione in cui uno si trova a doversi confrontare e fare il punto e capire quali sono le cose importanti. E questo me l'ha insegnate lei e tutte le sue colleghe che ci hanno dato fiducia e si sono affidate a noi. E non possiamo non essere grati di questo, e quindi è compito mio e delle persone che lavorano nel nostro team di Amiche per la Pelle fare sempre più eventi per cercare di creare, come si dice adesso, una community di persone che crede che la qualità della vita anche dopo la malattia può essere straordinaria. La cosa che mi lascia, insomma, è il sorriso di Isabella ed è una cosa bellissima perché da queste ragazze che sono davvero giovanissime, ricordiamo insomma che questo problema lo ha vissuto a 19 anni ed è un'età davvero giovanissima e hanno una forza, un coraggio che forse dovrebbero insegnare a tutti qual è il valore della vita. Io sono da studente, l'insegnante è la mia Isabella che mi ha insegnato tante cose e tutte loro me l'hanno insegnato. Isabella, hai vissuto sicuramente un momento difficilissimo, oggi sei tornata a sorridere. Se dovessi dire qualcosa alle ragazze, abbiamo parlato proprio di lanciare un appello alle giovani. Sì, io appunto grazie comunque alla prevenzione sono qui e sono appunto sopravvissuta e mi considero comunque una persona che ha sempre affrontato tutto con il sorriso, perché comunque il sorriso ti aiuta ad essere positivo e ti aiuta anche a comunque superare il tutto. Sì, è una bella batosta perché comunque arrivare a 19 anni ed avere una diagnosi del genere, uno non te lo aspetteresti mai, perché comunque sei nel fior dell'età in cui pensi solo a uscire, divertirti, ma gli amici, i morosi, e sicuramente non pensi a passare tutto il tempo per gli ospedali, cioè tra visite, tra esami del sangue, tra le terapie che comunque ti buttano giù fisicamente perché non riesci ad affrontare niente. Ma questa l'ho considerata una sfida con me stessa. Sì, le terapie mi buttavano giù, ma in qualche modo riuscivo lo stesso a uscire e fare festa, nonostante avessi i capelli rasati. Non mi interessava né il giudizio degli altri, né proprio di zero. Ed è quello che le ragazze, le persone, qualsiasi persona che stia affrontando un brutto periodo dovrebbe fare. Quindi sì, stai affrontando un brutto periodo, ma devi anche renderti conto di quello che stai affrontando e di metterci tutta la forza possibile, perché è solo un momento passeggero, potrà passare e dopo ti renderai conto di tutto quello che hai affrontato e ne uscirai proprio a testa alta. Cioè, io sorrido a me stessa per quello che ho affrontato e è un messaggio che vorrei appunto far passare a qualsiasi persona che sta affrontando questo periodo, e in primis anche appunto la prevenzione nei giovani. Quello che dico sempre alle mie amiche
è di non sottovalutare questa malattia e di non lasciar perdere, cioè quindi se c'è la possibilità di fare prevenzione di farla, assolutamente. Non avrei neanche domande da fare perché sentire le sue parole dovrebbero sentirle davvero tutti, non solo le più giovani, ma tutte le persone, perché affrontare in questa maniera quello che ha passato lei è davvero, si può dire davvero, da guerriera. L'abbiamo detto tante volte, giovani guerriere, le guerriere che combattono, e lei veramente... L'evento della serata l'abbiamo intitolato La vita è bella, perché? Perché tante volte quando io ho a che fare con queste giovani ragazze, loro mi chiedono ma che senso ha tutto questo? Perché quando sarà finita questa storia probabilmente sarò in menopausa, non avrò più il mio seno. Perché? La risposta è una sola. La vita è bella e merita di essere vissuta e loro ce l'hanno insegnato. Se loro che hanno dovuto, diciamo, lottare per questo, perché a 19 anni, per tornare a vivere, io penso che questo è il più grande insegnamento. E il motivo qual è? Che l'hai fatto? Perché la vita è bella e merita di essere vissuta e penso che oggi dovremmo tutti imparare da queste ragazze ed è quello che faremo in quella serata, cioè ci sarà una nostra paziente che ci racconterà la sua storia e in ogni fase della storia della sua malattia le nostre giovani pazienti ci diranno cosa è stato per loro il valore della vita per cui hanno deciso di lottare, hanno deciso di star qua a costo del loro seno, a costo dei loro capelli, a costo di chemioterapia, di paura di essere rifiutate o essere escluse dalla vita di tutti i giorni. E questo è quello che noi dobbiamo portare a casa da quella serata. La vita è bella e loro ce l'hanno dimostrato, vale la pena di essere vissuta ad ogni costo. Isabella, com'è cambiata la tua vita e soprattutto i valori della tua vita? Allora, prima della malattia e tutto il percorso che ho affrontato davo per scontate molte cose, cioè non consideravo la vita effettivamente come è bella e quanto importante è. Quando effettivamente ho affrontato tutto il periodo di malattia mi sono resa conto di quante belle cose si possono realizzare, anche se la vita è breve. Comunque ci sono tantissime occasioni, tantissimi eventi, tantissime esperienze che valgono la pena, proprio dire la vita è bella e va vissuta. La mia vita è cambiata perché comunque tante cose tutt'oggi non posso farle, che mi porto dietro dalla malattia, ma questo non mi ferma, cioè sono qua, vivo e faccio il possibile per godermi al massimo la vita tra esperienze, tra viaggi, tra comunque qualsiasi possibilità che posso prendere e cogliere al volo. Sono in prima linea ad affrontarle e essere presente. E associazioni come quelle delle Amiche per la Pelle, che cosa hanno significato? Sono importanti perché creano una comunità all'interno di donne che tra di loro possono capirsi perfettamente al volo con uno sguardo e possono appunto parlare tra di loro di tutto quello che hanno affrontato, che hanno subito. Quando magari parli con una persona che effettivamente non ha affrontato il tuo stesso percorso, magari risulta un po' difficile, mentre con l'associazione di cui faccio parte mi sono sempre sentita super accettata, mi sono sempre sentita capita, sono sempre state disponibili in qualsiasi occasione e in qualsiasi modo, perché se avevo un problema loro erano subito pronte per riuscire a risolverlo, per riuscire ad aiutarmi e questo è fondamentale in un percorso del genere. Vorrei fare altre due domande, una a Isabella e una al dottor Ballestieri. Cosa diresti alle persone, poi ne parleremo anche con gli altri due ospiti che sono qua in studio, che arriveranno qua con noi, che cosa diresti alle persone o ai giovani che vedono tutto nero e che insomma decidono magari per magari anche estremi gesti, proprio perché non vedono una via d'uscita? Li capisco perché ci sono passata in primis a vedere momenti neri, ma dico solo che è un periodo passeggero, che sono forti, sono in grado di superarli e di conseguenza di non abbattersi così, perché dentro di loro c'è la forza per riuscire a uscirne e vedere la luce in fondo al tunnel e quindi riuscire a vivere la vita, perché la vita è bella e merita di essere vissuta.
Lei ha detto una serata importante, e parleremo con le parole dei giovani. Parleremo con le parole dei giovani, quindi io spero che sarete numerosi, perché sarà l'occasione per fare tante cose importanti per i giovani. Prima di tutto sentire l'esperienza di queste giovani ragazze che hanno, nel momento più buio, hanno trovato la luce per venire fuori dal tunnel, e vengono fuori dal tunnel meglio di come sono entrate. Ma sarà anche l'occasione, perché saranno predisposti dei corner con degli specialisti, per avvicinarsi anche a certi mondi come il mondo della chirurgia plastica, estetica, perché avremo dei chirurghi, ma in totale sicurezza. Questo è un altro capitolo che ci interessa molto, e quindi permettere ai giovani di avere accesso anche al mondo della chirurgia plastica e della medicina estetica, ma fargli capire l'importanza della sicurezza. E lanceremo un progetto di cui con la Manuela Tonon andiamo molto orgogliosi, perché riapriranno i percorsi di estetica oncologica. Isabella lo sa, nel momento più buio avere qualcuno che ti faccia sentire meglio e ti faccia accettarti di più, vederti più bella, è fondamentale, l'hanno dimostrato gli studi, per aumentare, diciamo, l'adesione alle terapie. Quindi riapriremo un gruppo di lavoro multidisciplinare che si prenderà cura all'interno delle breast team sia dell'estetica oncologica, e lanceremo il primo progetto per la ricostruzione del capezzolo e il trattamento delle cicatrici difficili, qualunque esse siano, con un gruppo di specialisti che ridaranno, io dico, il sorriso a tutti i pazienti. Io ringrazio il dottor Ballestieri, ringrazio anche Isabella, perché continueremo a parlare di questo argomento, ma lo faremo con altri 2 ospiti. Quindi io vi ringrazio. Grazie a voi della e do possibilità. La pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio, continuiamo a parlare di prevenzione, lo facciamo con Diego Buso, vicepresidente del Filo di Simo, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. E Manuela Tonon, presidente Amiche per la Pelle, buongiorno. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, partiamo da questa serata che è importante, ne abbiamo parlato prima anche col dottor Ballestieri, per parlare proprio con le stesse parole dei giovani. Perché di questa serata? E soprattutto la prima domanda è: perché questo connubio con il Filo di Simo e le Amiche della Pelle? Okay. Allora, il connubio è nato per caso, proprio per caso ci siamo conosciuti io e Diego, e abbiamo condiviso, diciamo, degli intenti. Allora, noi trattiamo il tumore al seno, la prevenzione, come diceva il dottor Ballestieri, ci sono sempre più giovani. Il Filo di Simo tratta purtroppo un tema attualissimo, che è il disagio giovanile, il disagio psicologico, il male di vivere, come l'ha chiamato qualcuno di questi giovani. Allora, insieme abbiamo fatto anche l'altra sera una serata dove ci sono io, parlo del mio problema, c'è la signora, la moglie del presidente dell'associazione, e parla del loro figlio. Simo è Simone, un ragazzo che si è tolto la vita, è per questo che è nata l'associazione, e c'è un'altra ragazza che ha avuto dei problemi di depressione e insomma faceva autolesionismo. Quello che abbiamo notato in queste serate, seppur sempre vivaci, è che non ci sono giovani. È difficile portare un ragazzo, portarlo nella sala consigliare, portarlo in una biblioteca, così a sentire noi che parliamo. Quindi abbiamo pensato di fare una serata non convenzionale in un luogo dove i giovani possano arrivare, quindi abbiamo scelto un locale di Treviso, se posso dire, il Cantiere di Treviso, e faremo il 22 maggio, ecco, Viva la Vita, una serata dove parleremo ai giovani di prevenzione e di disagio, ma saranno, tra virgolette, costretti ad ascoltarci dalle parole di Isabella, ci sarà Asia, ci sarà Federica, ci sarà un'altra Federica, che diranno la loro esperienza in maniera positiva, in maniera tale da poter capire e poter comprendere, diciamo, di quello che stiamo parlando. Il bello è che dopo ci sarà la festa, perché i ragazzi naturalmente escono anche per quello, quindi abbiamo voluto dare una, se tu guardi anche la locandina, non questa Viva la Vita, quella è scritta tutta in inglese proprio per, diciamo, avvicinarsi ai giovani, e a questo titolo volevo ringraziare il presidente Marcon della provincia, che ci sta dando una mano, e la direttrice scolastica Sardella, perché abbiamo inoltrato anche a loro, diciamo, l'iniziativa, e ci darà una mano a divulgarla tra i ragazzi dai 18 anni in su.
Purtroppo insomma, la cronaca ci ha portato a dover parliamo di giovani, di prevenzione, però abbiamo parlato anche con Isabella di giovani che purtroppo però hanno fatto una scelta e proprio di recente lo abbiamo visto, non vogliamo tornare su questo argomento perché è davvero è terribile, è una tragedia sulla tragedia e voi insomma lottate proprio perché questo non avvenga, quindi la loro voce e anche la vostra voce per i giovani. Sì, allora purtroppo come hai detto tu in questo ultimo periodo qua, a parte il caso di sabato scorso ma anche negli ultimi 2 mesi sono stati altri 2 casi purtroppo di 2 casi suicidari di persone giovani. Il problema è che noi stiamo cercando con le serate che organizziamo, divulgative, informative, e con tutta una serie di situazioni, stiamo cercando di intercettare più persone possibili per poter portarle a un percorso di psicoterapia. Noi in questo momento qua stiamo accogliendo una 60ina di persone, il 70% dagli 8 ai 28 anni, perché il più giovane ha 8 anni. E si stanno affiancando in maniera molto, molto prepotente anche le famiglie adesso, i genitori. Quindi queste 60 persone che noi abbiamo in accoglienza, che dopo sono dislocate, sono distribuite nei vari psicoterapeuti che abbiamo sui vari sportelli, che ricordo Villorba, Ponzano, Silea, Zero Branco e Oderzo, stanno seguendo appunto un percorso di psicoterapia. La cosa che vorrei sottolineare è che purtroppo queste 60 persone saranno destinate ad aumentare, però di contro, e qua lo dico anche con un pizzico di orgoglio e spero che me lo concediate, che 31 persone che sono transitate nella nostra associazione siamo riusciti a portarli a fine percorso, quindi potenzialmente sono state un po' liberate da questo male che hanno vissuto e che verranno continuamente comunque monitorate. Pertanto aumenteranno purtroppo queste 60 persone, spero aumentino anche di contro le 31 persone, questo qua. Quanto importante è organizzare, promuovere queste serate con Amiche della Pelle e parlare proprio a loro direttamente, ai giovani, perché poi è difficile intercettare chi insomma ha un problema così grosso, perché poi sono persone che non parlano, purtroppo. Ma guarda, volevo anticipare una cosa, cioè Associazione Filo di Simo e Amiche per la Pelle fondamentalmente sono su 2 binari abbastanza separati, cioè gestiscono 2 problematiche che apparentemente sono lontane, ma in realtà alla fine vanno ad intercettarsi. Perché? Perché comunque ci sono situazioni di stati depressivi, che voi sapete bene che la depressione è molto democratica, non risparmia nessuno, bello, brutto, ricco, povero, donna, uomo, e per tutta una serie di situazioni, cioè la depressione arriva. Nel caso loro è un argomento importante, per cui anche come Isabella, che ha dovuto affrontare un percorso di terapie e prima appunto di operazioni a 19 anni, credo che la mente possa un attimino andare fuori. Per cui dopo, come ha detto Manuela, queste serate che noi facciamo anche in collaborazione con loro, perché quello che noi abbiamo sempre sostenuto come Filo di Simo, ma credo che sia una cosa che è risaputa, è fondamentale la rete. Fare rete con tutte le associazioni è importante, fare rete con le associazioni, fare rete con le istituzioni, fare rete anche con l'ULS è molto importante, perché nel nostro territorio ci sono tantissime associazioni e devo dire con somma soddisfazione che la rete sta funzionando, perché le situazioni ci sono. Certo. Perché anche noi che come Filo di Simo facciamo parte del tavolo provinciale per la prevenzione di gesti suicidari, all'interno ci sono tantissime associazioni, ognuna con uno scopo e un obiettivo ben preciso, quindi ci sono. Quindi io vorrei fare un appello a tutti, indistintamente, giovani o meno giovani, che quando dovessero
appare un piccolissimo problema, cioè le associazioni che possono dare aiuto, risolvere dopo magari è un problema diverso, ma dare aiuto a delle problematiche che purtroppo ci sono e di farsi avanti. Manuela, vogliamo ricordare questa serata perché magari siamo un po' in chiusura, ricordiamo bene questa serata, dove sarà? Il 22 di maggio al cantiere di Villorba, insomma fu appena fuori Treviso, dalle 18:30 alle 19 l'entrata, poi ci sarà vabbè, anche un po' di festa perché ci teniamo anche quello, però prima c'è questo momento di ascolto, sono in ascolto di testimonianze vincenti, accattivanti come le abbiamo detto. E approfitto un secondo solo, se arriva l'altra locandina, per ricordare a chi ancora non ha visto che stasera abbiamo ad Oderzo un concerto che si chiama Il cielo rosa in una stanza, che è patrocinato dall'ULSS, patrocinato dalla provincia, pari opportunità, per raccogliere fondi per realizzare la stanza rosa nelle vicinanze del pronto soccorso di Oderzo. Una stanza che accolga donne vittime di violenza, perché anche questo è un fronte su cui noi ci siamo battute tante volte, è comunque una parte fondamentale della donna, sembra sempre che non ci siano casi, invece sono vicini a noi, dico come detto l'altro giorno, o non li vediamo o non si fanno vedere, perché è anche quello, e quindi noi cerchiamo di dare una mano per quello che possiamo al discorso della violenza sulle donne. Ecco, stasera c'è il concerto, per chi ancora non ha prenotato ci sono ancora posti. Altro fronte importante di cui parliamo davvero spesso, quindi serata, momento di, insomma, per parlare, di incontro, per sentire, per sensibilizzare i giovani a questa problematica, non solo quella della prevenzione al tumore, ma anche questa di chiamare, di farsi aiutare quando si è in un momento di difficoltà. Però poi c'è la grande festa. E poi c'è la festa, e volevo magari lasciare con questa frase che chiedere aiuto è un grande atto di coraggio. L'altra sera abbiamo fatto la serata Il filo del coraggio. Il coraggio è anche chiedere aiuto, cioè sentirsi forti a tutti i costi e non voler chiedere aiuto non è sempre un bene. Io ringrazio Manuela Tonon per essere stato con noi, ringrazio anche Diego Buso, che speriamo di riavere ancora, perché purtroppo insomma, è un argomento di cui parliamo troppo spesso, ma sarebbe meglio non parlarne mai. Grazie davvero, grazie davvero a loro, grazie davvero anche agli ospiti che vi hanno preceduto prima. Io vi ricordo, subito dopo il meteo e la pubblicità ci sarà l'approfondimento dedicato ai temi della finanza, investimenti e successioni ereditarie, tutto quello che c'è da sapere, in studio con Alice Montaniere e Mauro Schileo, consulente patrimoniale. Vi lascio, dunque ringrazio anche Alberto Pivetta e Alessandro Granzera che ci hanno seguito fin qui. Grazie davvero, l'appuntamento è per domani, meteo, pubblicità e poi l'approfondimento riguardante la finanza. Grazie, arrivederci. Salvadori Agricoltura, piante, giardino, animali, orto, casa. Ci trovi a Lancenigo di Villorba, a pochi metri dall'uscita Treviso Nord. Bentrovati al meteo. La pressione atmosferica aumenta sul nostro territorio. Il tempo sarà buono nella giornata di giovedì 9 maggio. Vediamo in dettaglio. Sul Veneto sarà asciutto e stabile, senza precipitazioni degne di nota. Ampio soleggiamento ovunque, con cielo sereno o al massimo con qualche nube qua e là. Le temperature saranno in aumento, minime tra 10 e 14 gradi, massime comprese tra 21 e 25 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso tanto sole, come ci mostra la grafica, cielo sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio tuttavia sarà possibile qualche locale rovescio sulle prealpi carniche. Temperature minime tra 10 e 13 gradi, massime comprese tra 21 e 25 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo poche novità. Il tempo infatti sarà abbastanza soleggiato con qualche nube. Temperature minime sugli 11 gradi, massime intorno ai 25. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, arrivederci al prossimo aggiornamento. Salvadori Agricoltura, scopri il negozio completamente rinnovato. Da 70 anni ogni cliente è parte della famiglia.